ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio. Quando io sto registrando questo video c'è una vera e propria polveriera a Roma. È stato già esonerato Daniele De Rossi, è arrivato Juric, ma le cose non stanno andando bene e quindi questa situazione mi ha riportato alla mente un'altra Roma, peraltro esattamente 20 anni fa, la Roma 2004-2005, la cosiddetta Roma dei 4 allenatori, che adesso andremo ad elencare, andremo un po' a ricordare che cosa è successo in quella stagione molto travagliata, molto particolare per i giallorossi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se state guardando il video e non siete ancora iscritti, fatelo, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi qui sotto, tanto è sempre gratis. Seguite i canali social Il Popolo del Calcio anni 90 sia su Facebook che su Instagram, Il Popolo del Calcio e il blog, tanto ci sono tutti i vari link nella descrizione del canale, quindi con calma, dopo che avete guardato il video potete anche farvi un giro lì se avete altro tempo libero. La Roma 2004-2005 parte con una sorta di rivoluzione nell'estate del 2004. La Roma si è giocata lo scudetto con il Milan nella stagione 2003-2004, ma nell'estate del 2004 succede qualcosa di importante. Va via a sorpresa Capello e tra l'altro va addirittura alla Juventus, che non sarebbe uno scandalo se Capello stesso non avesse detto in tempi non sospetti a gennaio-febbraio che qualora avesse lasciato la Roma un giorno sarebbe andato ovunque tranne che alla Juventus. Mi ricordo quella conferenza stampa in cui disse non mi interessa andare alla Juventus. Puntualmente 6 mesi dopo Capello firma con la Juventus. Insieme a lui va via anche Emerson, che va proprio alla Juve, e va via anche Samuel, che va al Real Madrid. La Roma deve riorganizzarsi. Intanto in panchina arriva uno degli allenatori emergenti migliori di quel periodo, che è Cesare Prandelli, che ha guidato prima il Verona ad una brillantissima salvezza in Serie A, l'ha portato prima in Serie A nel 99, l'ha salvato nel 2000 giocando benissimo e arrivando a metà classifica. Poi ha portato anche il Venezia, poi ha portato il Parma in Europa, ha guidato benissimo il Parma fino a sfiorare il quarto posto, nonostante una situazione economica particolare e un ridimensionamento. Insomma, nell'estate del 2004 Prandelli, che è stato anche in corsa per la panchina della Juventus, si accasa alla Roma. Il problema è che l'avventura di Prandelli alla Roma dura pochissimo, poche settimane e senza esordio in partite ufficiali, perché Prandelli prima dell'inizio della stagione si dimette, ma non c'è nessun problema né con la squadra né col club. I problemi di Prandelli sono molto più gravi, molto più seri, perché alla moglie è stato diagnosticato un tumore e lui decide di tornare a casa a Orzinuovi vicino Brescia per assistere la moglie, che purtroppo poi morirà qualche anno dopo, nel 2007, e non se la sente ovviamente di iniziare il suo percorso con la Roma. La Roma in fretta e furia deve trovare un altro allenatore e riscopre una vecchia conoscenza amatissima dal pubblico giallorosso, che è Rudi Völler, che ha guidato la Germania fino alla finale dei mondiali del 2002 persa con il Brasile, e che torna volentieri nella capitale italiana, dove è stato benissimo da calciatore, dove viene acclamato da un pubblico che ricorda ancora i suoi gol. Völler è stato un giocatore amatissimo dal pubblico romanista, bisogna dire anche da quello femminile di Roma. Circolano moltissime leggende anche da quel punto di vista. Io ho sempre sentito dire che Völler, come si dice in gergo, chiudesse i locali di Roma, vuol dire che insomma rimaneva fino a tarda notte, fin quasi alla mattina. Eppure era uno dei giocatori più seri, che si impegnava di più, e oltre ad essere un discreto bomber, ripeto, amatissimo dalla tifoseria della Roma. Völler torna come allenatore, l'esordio è buono. Prima giornata Roma-Fiorentina 1-0, gol di Montella,
e mi ricordo anche espulsione di Cassano per aver litigato con un giovane Giorgio Chiellini, all'epoca difensore della Fiorentina. Poi però le cose si mettono male, intanto perché all'esordio in Coppa dei Campioni, Roma-Dinamo Kiev, alla fine del primo tempo viene lanciato dalla tribuna una moneta contro l'arbitro svedese Frisk, che diventa una maschera di sangue, e la partita viene ovviamente sospesa e ovviamente data vinta alla Dinamo Kiev per 3-0, con 2 giornate di squalifica inflitte al campo della Roma, allo Stadio Olimpico, che dovrà giocare a porte chiuse il resto praticamente della competizione, le restanti 2 partite casalinghe, che sarà un handicap abbastanza grande per i giallorossi. Poi arriva l'incredibile sconfitta di Messina alla seconda giornata di campionato, 4-3, nonostante 3 gol di Montella, che sarà davvero il salvatore di quella Roma, si riscoprirà il super bomber di fine anni 90. La Roma sta vincendo 3-2, finisce per perdere 4-3 con il Messina. Ed è anche la prima partita del Messina nel nuovo stadio, lo stadio San Filippo, bellissimo, nuovo, poi con la caduta del Messina nei dilettanti e in Serie C è diventata una sorta di cattedrale nel deserto, perché non viene ormai più riempito, giocò anche la nazionale in quello stadio. La Roma va avanti con alti e bassi, pareggia 2-2 in casa con il Lecce, peraltro il Lecce dell'ex Zeman, e poi il 25 settembre perde a Bologna 3-1, Roma in svantaggio per 3-0 già all'intervallo, alla fine del primo tempo. Alla fine della partita la faccia di Rudi Völler è tutta un programma, testa bassa, molto serio, non rilascia quasi dichiarazioni, e poi già nella prima serata, è un anticipo delle 18, già nella prima serata si iniziano a rincorrere delle voci di possibili dimissioni del tedesco, che in effetti poi puntualmente arrivano, e Völler dice che non riesce a essere seguito come vorrebbe dalla squadra e preferisce dimettersi. Tra l'altro è sempre molto dignitoso quando qualcuno fa un passo indietro e ha il coraggio di fare un passo indietro, soprattutto gli allenatori che si rendono conto di non avere in mano il polso della squadra, e rinunciano ovviamente anche ai soldi. E la Roma che cosa fa? Chiama Luigi Del Neri, che ha anche lui una storia particolare. Diciamo che per gli allenatori l'estate del 2004 è stata abbastanza curiosa, perché Del Neri, dopo il miracolo alla guida del Chievo, portato per la prima volta in Serie A, portato a essere primo in classifica, la rivelazione di quegli anni in Serie A, è stato chiamato dal Porto, campione d'Europa, che, orfano di Mourinho, che è andato al Chelsea, decide di affidarsi a questo allenatore già di mezza età, ma che ha portato questa rivelazione sconosciuta come il Chievo quasi ai vertici del campionato italiano. L'avventura di Del Neri al Porto dura più o meno come quella di Prandelli a Roma, ma per altri motivi, semplicemente perché i giocatori del Porto non hanno nessun rispetto per l'autorità dell'allenatore, praticamente lo delegittimano immediatamente. Del Neri finisce la sua avventura in Portogallo prima ancora di cominciarla. A Roma ha voglia di rimettersi in gioco, l'inizio non è neanche male, perché la prima partita è anche complicata, è Roma-Inter, Roma in vantaggio con Montella, l'Inter si porta sul 3-1 e la Roma riesce a pareggiare, finisce 3-3, una bella partita, una Roma che si dimostra più combattiva e che lotta più di quella delle primissime partite. Può reinserirsi evidentemente nella corsa quantomeno ai primi 4 posti, quantomeno al quarto posto. Non sarà così, perché la Roma di Del Neri viaggia con alti e bassi, ci sono dei buoni risultati, ad esempio un paio di vittorie per 5-1 in casa, una contro il Cagliari, ma ci sono anche delle bruttissime sconfitte, come il 3-0 all'Olimpico contro l'Udinese, come la sconfitta di Reggio Calabria 1-0, poi altri risultati decenti come l'1-1 in casa del Milan, campione d'Italia. Il Milan in quel momento è probabilmente la squadra più forte in Italia, segna Shevchenko, segna Montella. Ecco, Totti e Montella sono probabilmente le uniche note liete di quella Roma. Tra l'altro c'è un'alternanza di portieri tra Zotti,
Curci, che non fa bene a nessuno, perché come uno sbaglia viene inserito l'altro, e quindi nessuno dei portieri riesce a sentire una certa fiducia e una certa stima da parte dell'allenatore. Si sentono sempre sotto esame, sotto pressione, ed è la cosa peggiore per un portiere, che probabilmente deve essere tenuto anche per 10 partite se sbaglia, perché se perde la fiducia e se perde anche il contatto con la guida, con la difesa, diventa poi un problema. La Roma nel frattempo è uscita dall'Europa facendo pochissimi punti, ma sta andando avanti in Coppa Italia. All'inizio di gennaio, il 6 gennaio, c'è il derby con la Lazio ha appena cambiato allenatore, è passata da Caso a Papadopoulo, una Lazio in grossa difficoltà proprio come la Roma. Sembra il derby della paura, e sarà invece un derby che porterà in alto la Lazio, il famoso derby di Paolo Di Canio, che farà gol sotto la curva sud come qualche anno prima, il derby della vendetta un po' della Lazio, che vincerà 3-1 e getterà ancora di più nello sconforto la Roma. Eppure paradossalmente quel derby farà un po' risollevare la Roma, che riuscirà a vincere alcune partite. Sarà un gennaio tutto sommato positivo, andrà avanti anche in Coppa Italia, dove arriverà in semifinale. Poi a marzo, dopo altri risultati negativi, arriva l'esonero di Del Neri dopo la sconfitta a Cagliari 3-0 nel 97. Dopo la sconfitta di Cagliari era andato via Carlos Bianchi. Nel 2005, dopo la sconfitta di Cagliari, va via Del Neri, e arriva la Roma. Ha bisogno di un traghettatore a quel punto, per la fine della stagione. Non chiama un altro allenatore, chiama Bruno Conti, che era un po' un allenatore delle giovanili, insomma era già in società. Conti alla prima partita riesce a portare la Roma in finale di Coppa Italia. La Roma perde 1-0 a Firenze nel ritorno della semifinale, erano i quarti di finale, perde a Firenze dopo aver vinto all'andata, vince ai calci di rigore. Continua ad essere una Roma altalenante, perde 2-0 in casa contro il Milan, perde 2-0 in casa contro il Siena, la famosa partita in cui poi Totti litigherà con Colonnese, darà una sberla a Colonnese e verrà squalificato per diverse giornate. Riesce a qualificarsi per la finale di Coppa Italia contro l'Inter dopo aver eliminato l'Udinese. Ci sarà un Roma-Brescia 2-2, con la disperazione dei tifosi giallorossi per un erroraccio di Matteo Ferrari, difensore, che permetterà il pareggio del Brescia al 90° quasi con Caracciolo. E poi arriverà il derby del 15 maggio 0-0, un derby fischiatissimo da entrambe le tifoserie, perché temono tutti che le squadre si siano quasi accordate, accontentate di un pareggio senza tiri in porta, con tanto caldo, squadre imbarazzatissime alla fine della partita. La Roma, in zona retrocessione, riesce a centrare la matematica salvezza la domenica successiva, vincendo 1-0 a Bergamo con gol di Antonio Cassano. Perderà poi la finale di Coppa Italia contro l'Inter, e sarà una stagione che poi spianerà la strada all'arrivo di Spalletti in panchina e di un'altra Roma. La Roma 2004-2005 è stata veramente una Roma deludente, una situazione di alti e bassi con 4 allenatori, e che mi ha ispirato, e la situazione della Roma di oggi mi ha ispirato per ricordare quella lì. Vediamo a 20 anni di distanza come andranno le cose. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti.